Un nuovo appuntamento all'insegna del calciomercato, sempre su Teleuropa Network, canale 10 del digitale terrestre in Calabria, in Sicilia orientale. Un appuntamento all'insegna sempre anche di tempi supplementari estate, tanti ospiti in nostra compagnia, tanti argomenti, tutte le ultimissime di giornata e il meglio della settimana, sempre nella casa del calciomercato calabrese. Parleremo di tanti argomenti, quest'oggi in compagnia di Pippo Gatto, direttore di nuovacosenza.com e volto di Teleuropa Network. Buongiorno, buonasera, dipende quando ci state guardando. Assolutamente, grazie per aver accettato il nostro invito anche al tecnico del settore giovanile del Rende, mister Raffaele Guardia. Ciao mister, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito, sempre molto gentile. Anche quest'oggi gli argomenti pullulano, le ultime trattative di calciomercato che si stanno scatenando in quel di Milano, ve le proviamo a raccontare quotidianamente, tutti i giorni, nei nostri TG, e il martedì e il mercoledì in diretta con Anna Franchino, con Qui Mercato, il giovedì l'approfondimento all'insegna del meglio della settimana con tempi supplementari estate. Partiamo subito a bomba con il rinnovo di contratto che era nell'aria e diventato ufficiale di Saracco fino al 2021, come recita la nostra grafica, in mani sicure. Pippo, il Cosenza blinda Saracco, rispediti al mittente per adesso gli interessi di Catanzaro e Venezia, e la scelta giusta tornare a riaffidarsi nelle mani di Saracco? Beh, guarda, con Perina che diciamo ormai si è inchiodato in quei pali, si è praticamente messo sul campo, si è conquistato un po' il posto da titolare. È una bella guerra fra i due, nel senso che Saracco è un altro che ha portato soddisfazione a Cosenza, ha portato la Serie B, è stato il portiere della Coppa Italia, è un portiere con un buon palmares. A questo punto due galli del pollaio, non lo so, c'è da pensare che probabilmente il Cosenza può darsi che queste richieste, può darsi che, non lo so, se c'è la conferma di sicuro è che il Cosenza crede in lui, probabilmente potrà fare anche mercato, non è detto. Assolutamente, scenario ovviamente che seguiremo nel corso di tutta la finestra di calciomercato. Mister, a proposito, le scelte sembrano essere molto chiare, le conferme, i rinnovi di contratto, ne abbiamo discusso approfonditamente con tutti i nostri ospiti a tempi supplementari estate. Pensi che questa sia la linea guida corretta per cercare di bissare una stagione straordinaria oltre ogni aspettativa come quella dello scorso anno? Sì, il Cosenza si sta muovendo giustamente a piccoli passi, perché non può permettersi errori, perché non ha i bilanci dell'Empoli, i bilanci sali, ma non bilanci stratosferici, quindi deve fare scelte oculate per cercare di non sbagliare, trovare il giocatore giusto, funzionale al proprio allenatore, che sicuramente ha le idee molto chiare su questa categoria e su come andare, sulle caratteristiche che gli possono servire per questo campionato. Sulla scelta di confermare Saracco con Perina, avresti magari optato per l'innesto di un portiere di esperienza, o a tuo avviso va bene proseguire così? No, io come diceva Pippo prima, due possono essere le soluzioni: o una sana competizione interna oppure sfruttare uno dei due per fare mercato. Pippo, il mister prima parlava di elementi funzionali al gioco di Piero Braia, ma i tifosi chiedono incessantemente acquisti, colpi. Sarà un mercato senza dubbio d'attesa, ma fin quando i tifosi potranno avere pazienza, tu che vivi e respiri quotidianamente anche gli umori della piazza? Guarda, quest'anno è un anno decisamente particolare, per il semplice motivo che, come tutti saprete e sappiamo, il mercato dura fino al 2 di settembre. Una finestra di mercato così lunga significa che i famosi giochetti degli ultimi giorni, il ballo delle punte, il giro dei portieri, i difensori centrali, che molte volte si muovono a scacchiera perché basta che se ne muove uno importante da una squadra, poi il fatto di andare a recuperare, a cascata si muovono tutte le altre squadre. Il fatto che questo mercato stia allungato fino al 2 di settembre, a mio avviso, può creare soltanto problemi agli allenatori che dovranno allestire una formazione competitiva. Perché? Perché come tutte le squadre, non solo il Cosenza, stanno un po' soffrendo il mercato. Forse il Cosenza un po' di più, anche perché il presidente Guarasci ha dato un budget determinato al direttore sportivo Trinchera. Trinchera
uomo sgamato, persona di mercato che conosce bene il mercato e sa come muoversi, ovviamente dovrà fare delle scelte che sono consone al budget che ha in mano. E questo significa anche che rispetto a molte altre società che si muovono con cifre importanti, da chi scende dalla Serie A con paracaduti incredibili, a chi punta a fare stagioni importanti, su tutti Pescara, Cremonese, squadre che ambiscono a fare come dire, il ritorno nella massima serie. A questo punto, insomma, il Cosenza si trova con tanti umori che non sono per niente allegri. Tutti i tifosi spingono e vogliono un po' quantomeno un segnale importante. Teniamo presente pure che il Cosenza ha praticamente perso metà della squadra, gli elementi importanti. Stiamo aspettando Sciaudone. Sciaudone l'anno scorso ha fatto 5 gol, insieme a Tutino i due hanno fatto 15 gol, cioè la metà dei gol di tutto quanto il Cosenza, che ha fatto 32 gol in stagione. Tutino, come tutti sappiamo, è attenzionato da Ancelotti e probabilmente uno fra lui e Gaetano rimarrà in prima squadra, quindi c'è anche da capire se c'era rimasta una minima possibilità di riaverlo, cosa lontanissima, quella non c'è. Palmiero, che è in cima alla lista delle preferenze di mister Braglia, la prima scelta per il centrocampo, ancora non si sa se probabilmente rimane a Cosenza, andrà a finire a Pescara che sta puntando Ciocev, quindi probabilmente allenta un po' la mossa. Sono tanti dubbi che alla fine ti portano ad arrivare. Oggi è l'11 luglio, a 7 giorni dalla partenza del mercato, con 14 giocatori in rosa e con una formazione che probabilmente, anche viste le richieste, non saranno 14 ma probabilmente diventeranno 10. Assolutamente. Parlando invece, mister, delle difficoltà oggettive che il Cosenza, così come molte altre formazioni, sta riscontrando in termini di calciomercato, budget ridotto, concorrenza spietata o secondo te c'è anche altro? Allora, bisogna essere obiettivi. Io, nonostante sia allenatore, alcune volte bisogna ragionare da aziendalisti. Allora, il Cosenza, secondo me, come ho detto già altre volte in questa trasmissione, l'obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, perché non è facile mantenere una serie B, come sta facendo, come ha fatto il Cosenza, con tutti i conti in perfetta certo, in perfetto ordine. In perfetto ordine, senza, non il rosso, ecco. Poi bisogna chiedersi, cioè il pubblico è pronto, è prontissimo per fare il salto di qualità. La dirigenza è pronta, ma bisogna vedere sempre il budget, perché io sono dell'idea che è meglio comprare un giocatore in meno e creare una struttura, un campo per di allenamento o altre cose, e poi quando si ha veramente la forza economica, la forza strutturale per poter puntare a qualcosa, per andare più in alto, allora bisogna fare quel passo, altrimenti secondo me si rischia. Il Cosenza è questo qua, cioè, lo so, il tifoso ragiona in modo diverso, però al momento la situazione è questa qua, bisogna fare scelte oculate e mantenere la categoria, questa è la mia idea. Poi va bene quindi la società a scindere gli obiettivi e a ragionare soprattutto per le proprie idee sulla propria strada. Il Cosenza ha un accordo controvato per il suo pronto ritorno alla corte di Piero Braglia, tanta voglia di rivalsa per il centrocampista dopo i guai fisici che l'hanno attanagliato nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Si sta ragionando, no Pippo, con la Fiorentina per una formula propedeutica alla crescita del calciatore, non escluso che il Cosenza addirittura possa prendere il calciatore a titolo definitivo, così come il Cosenza, a meno di clamorosi colpi di scena, prenderà Sciaudone dal Novara a titolo definitivo. Per lui è pronto un contratto biennale. Sciaudone è trovato. 2 centrocampisti secondo le idee di Braglia. Ti aspetti da subito però, Pippo, un playmaker che possa sostituire Palmiero, però con un profilo diverso, esperto, ad esempio come Bianco? Bianco è diciamo, l'oggetto dei desideri di questo calciomercato del Cosenza. Col Perugia il Cosenza sta intrattenendo più di un rapporto, nel senso che ci sono anche altre trattative in ballo, si parla anche di questo giovane Kuan da fare
crescere all'ombra del centrocampo, un giovane promettente. Sul centrocampo ci sta lavorando il Cosenza, perché il centrocampo è uno dei punti cardini che devono essere ricostruiti. Ti dirò la verità, l'ultimo trovato visto a Salerno mi è piaciuto tantissimo, un trovato semplice, palla di prima, impostava subito, senza leziosismi, semplice, alla mano come piace a tutti quanti gli allenatori. E lo stesso lui, che quando a fine partita ci ha rilasciato le dichiarazioni, ha detto: mi sono piaciuto anch'io per come ho giocato, senza fare tante esagerazioni. Trovato a Cosenza ha una buona dimensione, ma anche è estimatore, perché Braglia gli piace il suo gioco, senza dimenticare che dalla Fiorentina c'è quest'altra trattativa con Baez, che bisogna capire qual è la formula, se troveranno, se ci sarà un accordo per riportarlo in rosso-blu. Alla fine dei conti, voglio dire, il centrocampo, io sono ancora con quel lumicino e quella speranza di rivedere Palmiero. È ovvio che il Cosenza non sta fermo, lo stesso Kisley del Bologna, che ha giocato a Perugia, se non sbaglio, giusto? Sì. Potrebbe essere un'altra alternativa, poi Kisley corre un po' di più, se non sbaglio, quindi potrebbe essere anche un'altra alternativa valida. Bisognerà vedere come chiuderà questo mosaico Trinchera, anche perché, come state ben capendo, come si capisce, sono tanti tasselli che possono mettersi insieme, e se salta uno c'è l'altro, quindi le trattative rimangono sospese tutte quante fino a che l'obiettivo centrale, che Trinchera non ti dirà mai, che a mio avviso è Palmiero, non viene centrato. Mancando quello, a quel punto si trovano e si cercano le alternative. Da quanto ci risulta, però, Palmiero sarebbe molto vicino a Pescara, come dicevi benissimo tu prima, Pippo, anche perché Napoli e Pescara avrebbero già raggiunto un'intesa di massima, ma il Cosenza sta flirtando da un po' di tempo con l'entourage del regista, che ben si è comportato, gettando comunque al di là di ogni più rosea aspettativa la maschera, e ponendosi come uno dei centrocampisti dal maggior talento cristallino in Italia e non solo. Mister, chiudendo per un attimo il capitolo Cosenza, prima di entrare nel vivo, nell'analisi del reparto offensivo, che ad oggi per forza di cose necessita di qualche pedina a disposizione di Piero Braglia, se la regia è pronta andiamo a vedere le caratteristiche tecniche di uno degli obiettivi del Cosenza, per cui c'è la concorrenza del Pordenone e di un altro club cadetto, Baraie. La situazione su Baraie è molto semplice, il calciatore partirà in ritiro con il Parma per poi con la massima calma cercare una nuova sistemazione. Il Cosenza e il Pordenone lo desiderano, il Pordenone si è inserito a sorpresa in questa settimana, per il Bari non c'è stato nessun tipo di riscontro, ma ci sarebbe un'altra formazione di Serie B interessata alle prestazioni, mister, di un calciatore che a tuo avviso potrebbe realmente fare la differenza, un giocatore che attualmente in organico senza dubbio manca. Indubbiamente questo tipo di giocatore fa la differenza non solo nel Cosenza ma anche nelle altre squadre, uno che apre le difese, bravissimo nell'uno contro uno. Con l'esperienza che ha Braglia penso che, se non saranno riconfermati i centrocampisti che dicevate voi, non escludo che si possa andare pure verso un 4-2-3-1. Non escludo questa sorpresa, perché Braglia non è un integralista, è uno che si adegua al materiale umano che c'è. Prima di preparare il collegamento telefonico e di proiettarci, di gettarci, anche perché il periodo è di quelli assolutamente caldi, in tema estivo nel mare del Crotone, delle strategie di mercato dei pitagorici, il Cosenza ha bisogno di un centravanti, caro Pippo e caro mister. Un nome secco sul centravanti che a tuo avviso, mister, il Cosenza dovrebbe prendere per fare il salto di qualità, un sogno, visto che siamo in tema di calciomercato, i tifosi sognano ad occhi aperti legittimamente.
Ve ne viene in mente qualcuno? Allora, questo non spetta a me, sarà Trinchera bravissimo a trovarlo. Io quello che non avrei ceduto l'anno scorso è stato Di Carmine. Di Carmine non l'avrei ceduto. Pippo, un centravanti da sogno per il Cosenza. Stiamo parlando di sogni, non di piste praticabili. Di sogni, guarda, io sono abituato a stare con i piedi per terra e non guardo mai ai sogni, perché nel calcio bisogna stare con i piedi per terra. A me uno come Bakogu mi andrebbe proprio più che bene, un uomo d'area, un uomo che fa spazio, un uomo che con Baraia, che tra l'altra cosa non dimentichiamo che Baraia è stato uno degli autori della scalata del Parma dalla D alla A. Ha fatto 3 campionati e grazie alle sue corse il Parma si è trovato a fare gol e trovarsi lì davanti palloni buoni. Tra altre cose Braglia lo conosce, non lo so, io sogni, mi piacerebbe, se devo farti un nome io ti direi Higuaín, no? Capisci? A questo punto sogno per sogno, sì. So che è impossibile, però lì davanti un giocatore del genere ci starebbe proprio bene. Però potrebbe anche, non so se può scappare qualche miracolo. La Mantia non farà la Serie A con Lecce, la Mantia è stato messo sul mercato. Anche perché con gli arrivi di Lapadula imminente, con l'arrivo sempre più probabile di Ilmaz. Chissà la Mantia, non lo so, anche perché certo è difficile dopo quello che c'è stato, ma però non lo so, nel calcio tutto è possibile. Escludere oggi uno scenario quando il mercato termina il 2 settembre mi sembra anche abbastanza riduttivo. È pronto il nostro collegamento telefonico, come di consueto, col padrone di casa di tempi supplementari. Ben trovato e buonasera Paolo Amedeo. Ciao Paolo. Buonasera a te Silvio, buonasera ai tuoi ospiti. Prometto, giovedì prossimo sarò nuovamente con te in studio per riprendere dopo 2 settimane di intenso lavoro in giro per l'Italia. Riprenderemo il nostro posto in conduzione a tempi supplementari. La regia, Paolo, ti ha affibbiato un'altra carica, quella di agente FIFA, ma conosciamo benissimo il tuo lavoro. Ma a proposito di agenti FIFA, perché in studio stavamo discutendo della strategia del Cosenza in atto per l'attacco, tu pensi che serva al momento il classico bomber da doppia cifra per cercare di fare il salto di qualità? E sempre rimanendo in termini di sogni, c'è un attaccante che ti piacerebbe vedere in riva al Crati? Sicuramente serve perché in Viti fai il salto di qualità soprattutto quando hai qualcuno che va al di sopra della doppia cifra. Il Cosenza si sta guardando intorno, fermo restando che deve prima lavorare chiaramente nelle uscite, no? Thierry in questo senso è un calciatore appetito da diversi club, tra cui anche la Regina che sta alla finestra, ma il Cosenza non mi meraviglierei insomma se il DS Trinchera andasse a realizzare quei colpi che ha in testa, perché ricordiamo che al di là dell'attaccante all'inizio mercato il Cosenza aveva puntato Gaetano, no Silvio? Sì. Nonostante il grande inizio della preparazione, nonostante aver messo anche insomma in difficoltà con i gol nel ritiro a Di Maro Carlo Ancelotti, questo potrebbe essere un profilo che poi alla fine insomma Trinchera possa riuscire a portare a Cosenza, no? Era un pallino suo, è una questione di tempo, ma io insomma non escluderei questa possibilità, come non escluderei, anche se è molto più difficile, il ritorno di Palmero a centrocampo. Sicuramente i discorsi intavolati dal Pescara sono molto più convincenti dal punto di vista economico rispetto al Napoli, però Trinchera insomma ci ha meravigliato positivamente in questi anni e quindi il lavoro del DS rossoblu sicuramente in questi giorni, soprattutto in queste ore, porterà i suoi frutti. Il Crotone ha presentato i primi volti nuovi, oggi in conferenza stampa Evans, Messias, Rutten e in arrivo ci sono altri colpi. È un Crotone che riparte dal recente passato, Paolo, ne abbiamo parlato molte volte. È la strategia più corretta o anche qui si necessita di un colpo magari di nome nel caso in cui magari partisse Simi, anche perché anche la stessa società quest'oggi non ha escluso una partenza di Simi?
Al passato non direi in questo momento, perché insomma il Crotone ci ha abituato ad andare a prendersi i talenti emergenti del calcio italiano, anche di grande spessore, sempre a livello giovanile. In questo momento il Crotone ha deciso di scegliere la pista estera con uno scouting di grande livello. Il Crotone insomma ci ha abituato a questo, però la pista in questo momento è soprattutto, lo dicono i numeri, lo dicono le scelte, lo dice la presentazione ufficiale, che il Crotone si è poi indirizzato verso quello che è appunto il mercato estero, nella fase però in cui il calciomercato viene diviso, diciamo, in 3 tronconi, no? La fase iniziale, poi la fase del ritiro, dove il tecnico ovviamente si rende conto anche della rosa a disposizione e effettua i promossi e i bocciati, e la terza parte, che è quella che più ti interessa, che più ti galvanizza, è quella degli ultimi giorni, dell'ultimo ore di calciomercato, dove evidentemente però si realizzano i colpi più importanti. Il Crotone lavorerà evidentemente in questo senso, laddove dovesse intervenire con altri elementi di qualità da aggiungere alla rosa di Stroppa. Proviamo invece a fotografare in chiusura, Paolo, il mercato di Serie C con il Catanzaro che finalmente si sta scatenando, in arrivo anche un grande colpo in questo caso per l'attacco, la Regina che sta sistemando la retroguardia a disposizione di Mimmo Toscano. Finalmente anche in questo caso le calabresi si muovono e sembrano avere decisamente le idee chiare. Sì, assolutamente. I Catanzaro e Regina che hanno evidentemente anche delle ambizioni importanti, al di là di quello che è insomma la presenza del Bari, del Catania, che si sta muovendo anche se a piccoli passi ma con raziocinio e con ambizioni importanti. Il Catanzaro del padron Noto sta dimostrando insomma di voler di fatto poi migliorare la posizione dello scorso anno. Migliorarla vuol dire solo insomma centrare la promozione diretta. Non sarà facile, perché insomma l'ingaggio di Antenucci al Bari testimonia come i pugliesi in questo momento siano fuori portata, no? 350.000 euro netti all'anno sono difficili da trovare in Serie A, figuriamoci in Serie C, quindi il club pugliese sta davvero devastando il mercato in C, e se dovessero insomma appartenere al girone C evidentemente sarà davvero dura superarli. Però la Regina per esempio sta dimostrando, secondo anche le indicazioni di mister Toscano, che creando una squadra a sua immagine e somiglianza, con quegli elementi per esempio come Bergamelli, molto consone alle sue caratteristiche sia umane che tecniche, appunto del gioco di Mimmo Toscano e dei valori umani che il tecnico reggino pretende, la Regina così facendo, abbassando un po' anche i toni e soprattutto trovando gli elementi giusti, può essere una formazione che potrà fino alla fine dire la sua in questo girone. Stessa cosa per il Catanzaro, mi aspetto molto dal Rende, perché ha bisogno sicuramente di rinfoltire la rosa, ha bisogno di trovare elementi di categoria, elementi da unire ovviamente alle solite scelte tra i giovani, e poi inizia anche un po' la cavalcata della Vibonese con la scelta dell'allenatore e con evidentemente anche gli elementi importanti già individuati, come per esempio i profili scelti in D, con il calciatore della Città Novesi di grande prospettiva e di grande valore, con altri giovani, ma soprattutto poi con gente di categoria che possa insomma far divertire il pubblico rossoblu di sponda vibonese. Grazie a Paolo Amedeo per essere stato con noi. Grazie a te Attilio, saluto ovviamente anche il mister Guati, al quale insomma formulo i miei migliori auguri per il proseguio insomma della sua avventura con il Rende Calcio, perché lo merita, perché è un professionista serio, un professionista di grande valore. Sicuramente il patron Coscarella ancora per un altro anno lega appunto le fortune tecniche
ma anche alla figura professionale di mister Raffaele Guardia. Ma ne parleremo tra pochissimo di tutto questo, noi però ci dobbiamo fermare per la pubblicità. A tra pochissimo, sempre con tutte le strategie di calciomercato e con qualche chicca. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ancora la discussione si anima nel corso della pubblicità, ancora in studio a tempi supplementari estate, compleanno presidenziale per il Crotone come recita la nostra grafica, un compleanno festeggiato al lavoro per il presidente del Crotone Gianni Vrenna, oggi presentati 4 nuovi innesti per i pitagorici, volti nuovi in arrivo dal Gozzano, Messias, Petris e Evans, più il nuovo colpo Rutten. È un Crotone, mister Raffaele Guardia, che ha le idee chiare e può contare a questo punto su un allenatore che ha dimostrato ampiamente di poter trarre il meglio dai suoi calciatori come Giovanni Stroppa. Sicuramente il grande acquisto di quest'anno è stata la riconferma del mister, perché ha fatto un'ottima salvezza, sa mettere la squadra in campo, sta puntando sui giovani come è sempre stata la politica del Crotone, e magari se si troverà lì nel mercato di riparazione 1 o 2 colpi potrebbero fare la differenza. Anche oggi, Pippo, in conferenza stampa le linee guida per il mercato da seguire da qui fino al 2 settembre sono molto chiare, elementi di categoria, elementi attingendo anche dall'estero, e qualora non arrivassero delle proposte convincenti per i grandi nomi della rosa del Crotone, vedi anche Simi, vedi Benali, il Crotone senza dubbio non si opporrà ad una loro permanenza. È fondamentale a tuo avviso avere nuovamente Simi e Benali in rosa o se ne può fare a meno? Guarda, Simi e Benali sono 2 punti cardini per l'allenatore, sono i 2 riferimenti importanti della squadra. Se tu levi i 2 devi trovare un'alternativa valida, perché Benali in finale di stagione e Simi, che praticamente gli ha tolto tutte le castagne dal fuoco a Stroppa in finale di campionato, sono stati gli uomini che hanno permesso di fare quella scalata che avrebbero voluto fare all'inizio stagione in modo da poter ambire a qualcosa di meglio. Il Crotone senza Simi, a mio avviso, e senza Benali è un'altra cosa. Non lo so, perché non vedo le alternative. Qual è il discorso? Simi e Benali fanno mercato, sono richiestissimi e ovviamente un imprenditore come Vrenna non è che può stare lì a aspettare. Probabilmente per fargli un contratto così lungo a Simi in testa avrà anche qualche operazione di mercato, perché di solito quando fa l'allenatore un contratto lungo a un giocatore, in giro ci sta un prestito o quantomeno una fase di trattativa di mercato. Un'uscita che potrebbe prevedersi, assolutamente sì, che poi puoi fare addirittura cassa, è importante. Cioè, Simi, un giocatore del genere, secondo me è intoccabile, però se c'è un'alternativa valida, buongiorno. In settimana sono arrivate anche le ufficialità per quanto concerne Curado, in prestito nuovamente dal Genoa, e l'arrivo in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dal Milan di Bellodi, il tutto dopo aver firmato un contratto con i rossoneri fino al 2023, in attesa di un possibile arrivo. Un nome che abbiamo fatto in settimana in anteprima assoluta, Ron Jansen, classe 94, svincolato dopo varie esperienze in Olanda e su tutte quella all'RKC di Waalwijk. A tuo avviso, mister, sarà un Crotone ancora col 3-5-2 o ti aspetti magari qualche cambio in corsa? Anche perché il mercato viene fatto e si sta svolgendo in funzione solamente delle idee di mister Stroppa. In questo senso il direttore sportivo Ursino, in conferenza stampa, da uomo intelligente e grande conoscitore di calcio qual è, ha ammesso che probabilmente si è sbagliato qualcosina di troppo nel corso della fase estiva della scorsa stagione. Sicuramente adesso il direttore sportivo cercherà di portare uomini in base alle esigenze che ha l'allenatore. Poi, ripeto, come allenatore io preferisco sempre chi lavora col materiale umano che ha e esalta le qualità del giocatore. Essere integralista secondo me alcune volte non serve. Non serve a meno che non... sei Conte, sei Ancelotti, che può
chiedere e ad avere, e allora cambia il tutto, ma in queste categorie, in queste nostre realtà è dura, come è dura anche per i direttori sportivi fare mercato con un budget ridotto, perché come dicevo prima non puoi sbagliare. Devi essere bravo a trovare l'elemento giusto che può essere utile al tuo allenatore, alla tua squadra. All'attacco sul mercato invece, spostandoci in Serie C per la Reggina con il direttore Massimo Taibi scatenato a Milano, raggiunti gli accordi nella giornata di ieri con Bertoncini e Bergamelli, ancora riflessioni sul nome di Blondet, ma la Reggina che successivamente si concentrerà sul restyling avviato sul fronte attacco. Piacciono Corazza, Reginaldo e Mazzeo, 3 obiettivi concreti da mettere a disposizione a stretto giro di posta di Mimmo Toscano. Pippo, è una Reggina che fa le cose veramente in grande, sotto i dettami ben precisi di un uomo e di un allenatore che conosce come le sue tasche la categoria, Mimmo Toscano. È poco ma sicuro, Toscano vuole arrivare in Serie B e ci vuole arrivare con una squadra importante. Reggio è una piazza che non si dimentica facilmente, l'ha dimostrato Franco, il mister che è venuto... Franco Gagliardi. Franco, perdonami, ma oggi il caldo mi ha un po' fatto dimenticare i nomi. Franco Gagliardi che ha praticamente dimostrato come l'affetto di una piazza, quando lavori bene, ti dà una grande soddisfazione. Reggio Calabria è una piazza importante, una piazza che offre 4.500 abbonati, non è una piazza di quelle così, tanto per dire, è una piazza che se porti risultati riempie lo stadio ogni domenica. Reggio Calabria è una piazza molto calda, Toscano questo lo sa, e viaggia con i piedi per terra, viaggia, come si dice, profilo basso, e sta costruendo, a mio avviso, insieme a Taibi, che è un altro sgamato di mercato, sta costruendo un 11 importante. Non guardiamolo adesso, perché il presidente Gallo vuole fare cose per bene. Dal Sant'Agata, che adesso si propone come centro sportivo regionale, che è una cosa in assoluto una grandissima idea, cioè queste sono le idee importanti che fanno bene al calcio, ha un allenatore che vuole arrivare e sa, perché alle sue spalle ha promozioni, ha campionati importanti. A mio avviso la Reggina sta preparando qualcosa di importante, probabilmente forse non è che ci arriva subito, ma potrebbe arrivarci subito, ma lavorano con un progetto importante, e questo, fare i progetti, sono le cose che al calcio poi ripagano alla grande, perché poi capita l'occasione, se sei pronto, salti sulla carrozza. Volevi aggiungere qualcosa, mister? No, d'accordissimo con quello che dice Pippo, la programmazione è al primo posto, come dicevo prima, non bisogna forzare i tempi, forzare la mano. Se c'è la possibilità di fare il salto di qualità per una squadra calabrese fra 3 anni, meglio farla fra 3 anni e non farla adesso, poi dove si pagano le conseguenze magari di un bilancio in rosso o giocatori sbagliati, perché poi la fretta è sempre cattiva consigliere, nel calcio se sbagli paghi. Mister, resto da te, il Napoli insiste, il Bari lo aspetta, pronto l'assalto partenopeo per il gioiello di Casa Catanzaro, Dursi d'addio, titola la nostra grafica pronta con il nostro capitano di sempre Enzo Leonetti. Perdere Dursi, nonostante il Catanzaro comunque stia facendo un mercato ad oggi molto importante, vorrebbe dire perdere un pezzo davvero di quelli che contano, e il Bari, come diceva prima Paolo in collegamento telefonico, è una di quelle squadre che sta letteralmente monopolizzando e catalizzando l'attenzione. Frattali per la porta, Costa, Antenucci, Foloruscio, potrebbe arrivare ad essere sempre più vicino Dursi, farà un campionato a sé praticamente, almeno sulla carta. Indubbiamente sulla carta farà un campionato a sé, però non sempre vince chi ha soldi o chi spende i soldi. Vince chi, ripeto, chi ha programmazione, chi è bravo ad avere una società che dà tempo all'allenatore di lavorare, dà tempo ai giovani di crescere, ai giocatori di ambientarsi, e alla fine anche chi spende di meno può dire la sua, altrimenti sarebbe già un campionato chiuso e dovrebbero solo alziamoci, andiamo subito e non iniziamo nemmeno, no, però il calcio è bello perché regala delle sorprese, perché ci fa sognare, perché ci fa sperare. E noi, io ripeto, auguro a tutte le nostre calabresi la prima cosa la salvezza, poi verrà il tempo, se si programma, che ci può essere di più. Realtà che hanno fatto sognare e ben si sono comportate anche nello scorso campionato di Serie C, e senza dubbio il Rende, allora guidato da mister Francesco Modesto, oggi allenato da mister Angelo Andreoli, un altro calciatore che saluta
il Rende sabato, saluta i calabresi anche lui, da Rende a Cesena, riabbracciando Pippo il tecnico che probabilmente l'ho fatto rendere meglio nel corso degli ultimi anni, Modesto. Un esodo, tutti da Rende a Cesena. Mister, vai via anche tu? No. No, non vai via. No. Il mister è confermato per un'altra stagione nuovamente nel settore tecnico del Rende, senza dubbio un grande acquisto la scorsa stagione e una grande conferma quest'anno, secondo il nostro modesto punto di vista. Tu, mister, non aggiungere altro, perché sinceramente questo è un mio parere personale. Io ringrazio solo il mio presidente che mi ha riconfermato, poi sarà lui a vedere quale sarà il mio ruolo funzionale al Rende, perché con lui c'è un rapporto umano che va al di là del calcio, quindi nel calcio ci vuole riconoscenza. Io ho molta riconoscenza nei confronti di questo presidente che mi ha dato tanto. E da dove si riparte, Pippo? Fammi prima di parlare di Rende, fammi aggiungere due cose, perché sottoscrivo pienamente quello che ha detto mister Guardia poco fa a proposito del Bari. A Bari secondo me ci deve essere un virus degli ingaggi, perché a Bari sono stati dati gli ingaggi esorbitanti già 4 anni fa, quando il Bari ha fallito con una squadra che aveva degli ingaggi incredibili. La storia si ripete con giocatori importanti fra tali di Serie A, non è che sono tutti giocatori con Antenucci 350.000 euro, se non sbaglio. 300.000 euro per 3 stagioni. Per 3 stagioni, cioè sono ingaggi che in Serie C significa che tu stai portando sul campo giocatori che magari scendono col frac e non scendono con la maglietta strappata e sudata, che deve essere un po' lo stimolo per tutti quanti i giocatori. Io la penso così, sicuramente mi sbaglio, e la differenza molte volte la fanno non solo i nomi, ma la fa la voglia di vincere e di fare. Bari è vero che ha come dire, una strada importante, tutto vuole ritornare subito al calcio che conta, però Bari certe volte il campionato dell'anno scorso è stato vinto d'amblè, la Serie D è difficile vincere, quest'anno la Serie C non è la stessa cosa, anche perché bisogna vedere dove lo mettono. Chiuso il preambolo Bari, sul Rende vorrei anche dire che il presidente Coscarella giustamente, dopo aver fatto 2 campionati che ha provato un po' anche a giocarsi i playoff, perché è come dire, un sogno quasi realizzato, nel senso che comunque ci è arrivato e ha fatto risultato, quest'anno punta tutto sui giovani, capendo anche che sui giovani si gioca il futuro del calcio. Significa fare progetti, è ovvio che il primo anno sarà dura, Andreoli avrà tanto da lavorare, però a mio avviso il cammino è quello giusto. Tra le altre cose, un altro giocatore del Rende, mi pare Viteretti, è andato a finire a Potenza insieme ad Arcidiacono. I giocatori che hanno giocato a Rende sono giocatori che hanno fatto e fanno differenza in giro per gli altri campi, sempre in Serie C, quindi significa che Coscarella ci ha visto bene, significa che questo discorso di Casarente lo vuole portare in prima squadra. Hai visto mai che riesce a essere veramente il Chievo del Sud? Chiudiamo la finestra sulle calabresi in Serie C con la Vibonese, brevemente mister, la Vibonese che è chiamata a decidere. Blocco confermato, nucleo di squadra confermato, stanno arrivando i primi pezzi, tra Asta e Modica chi preferisci? Però prima dovremmo avere in collegamento telefonico ed apriamo un'altra parentesi sul mercato di Serie A col consulente di mercato Andrea Di Lella. Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Tino, un saluto a te e a tutti i telespettatori di Teleeuropa TV. Allora Andrea, insieme a te vorrei innanzitutto fotografare le varie strategie e soprattutto i tormentoni che stanno andando avanti per tutto il corso dell'estate. Partirei da Lukaku, senza troppi giri di parole. Arriverà all'Inter a tuo avviso, sì o no? Io penso di sì, perché credo che l'Inter abbia voglia di chiudere. Probabilmente a livello economico c'è da limare qualcosa, perché diciamo che la prima offerta o le prime offerte presentate al Manchester United non sono soddisfacenti per quanto riguarda il club inglese. Diciamo un'offerta che comprenderebbe una sorta di prestito di 10 milioni e poi 2 tranche da 30 milioni l'una per il 2020 e per il 2021. Io credo che questa offerta, così come mi risulta all'Inghilterra, non sia chiaramente soddisfacente per lo United,
lo United, che vorrebbe almeno un paio di rate o di uguale importo oppure un prestito molto più corposo dei 10 milioni che l'Inter vorrebbe tirar fuori dalle tasche, e poi con una, ripeto, con una rata magari più consistente per quanto riguarda l'acquisto a titolo definitivo, perché Lukaku, se come credo dovesse andare via dal Manchester United, lo farebbe solamente a titolo definitivo. Ultime due domande prima di salutarti velocemente, Andrea, partendo da un altro tormentone di calciomercato: chi al posto di Edin Dzeko? È veramente Higuaín l'uomo adatto per risollevare la Roma? E dall'altra parte un Milan che non riesce a prendere nemmeno Bennacer. Saresti comunque fin qui ancora fiducioso per l'operato di Maldini e Boban? È pur vero che il mercato chiude il 2 settembre, giudicare ora mi sembra anche abbastanza anacronistico. Sono d'accordissimo con te, parto dal Milan e quindi da Bennacer. Bennacer era di fatto una trattativa chiusa per quanto riguarda il Milan, poi un po' di, così, mi dicono, un po' di tira e molla degli agenti che hanno alzato alcuni tipi di richieste, soprattutto legate ai bonus, stanno facendo desistere al momento il Milan, però ecco, come hai detto giustamente tu, il mercato chiude il 2 settembre, quindi c'è ampio margine per concludere una trattativa che praticamente si sta incagliando, ripeto, su alcuni dettagli. Per quanto riguarda la Roma, sappiamo la Roma non ha moltissima disponibilità economica. Higuaín è assolutamente un nome caldo, io te ne faccio un altro. È un attaccante del Boca Juniors, è Dario El Pipa Benedetto, che probabilmente, sul quale c'è anche la Fiorentina. La clausola di risoluzione del contratto di Dario Benedetto è di 21 milioni di dollari. La Roma chiaramente interessata al giocatore, che preferirebbe di gran lunga la Roma alla Fiorentina, quindi se Higuaín dovesse andare verso altri lidi, mi riferisco per esempio all'Inghilterra, oppure se dovesse clamorosamente restare alla Juventus, ecco che la Roma potrebbe avere un altro attaccante sul quale tuffarsi, un attaccante insomma che ha fatto molto bene al Boca Juniors e nella Coppa Libertadores, nelle varie edizioni della Coppa Libertadores alle quali ha partecipato. Attenzione però all'asse Roma-Boca Juniors, perché la Roma è anche forte su Almendra. Almendra è il centrocampista polivalente classe 2000 sul quale la Roma è assolutamente forte. C'è da battere però la concorrenza del Porto, che è stata la prima squadra in assoluto che si è interessata a questo centrocampista classe 2000, quindi insomma vedremo, perché è un asse Roma-Boca Juniors sul quale bisogna fare attenzione, perché potrebbe regalare delle sorprese. Assolutamente, grazie Andrea Di Lella per essere stato con noi, al prossimo appuntamento, sempre all'Azienda del Calciomercato naturalmente. Grazie a te, a Piglio, un saluto a tutti i telespettatori. Eravamo rimasti, mister Pippo, alla Vibonese, una Vibonese che è chiamata a decidere tra Modica e Asta. Se fosse il presidente Caffo, Pippo, chi prenderesti? Modica. Mister, non è bello parlare di colleghi. Lo so, Modica. Chiamati a decidere i nostri ospiti, molto decisi sulla scelta che la Vibonese potrebbe andare a fare. Attenzione, perché la Vibonese ha sempre sul taccuino, ha sempre in testa Modica, come stiamo raccontando da circa 2 mesi a questa parte. Intanto una curiosità che può far in realtà sorridere, ma è la realtà purtroppo dei fatti, o per fortuna del Fano, perché l'Ascoli potrebbe mandare in prestito al Fano Baldini, Carpani, De Feo, Tassi, Castellani, Novi, Vignati, Diop e Perri. Praticamente un esodo da Ascoli a Fano, tutto sembra essere incanalato per il verso giusto. Anche con gli ospiti di quest'oggi i tormentoni del mercato, mister, Icardi, Lukaku, eventualmente questo ingresso, chi va, chi viene, l'Inter ci guadagna o ci perde? Bella domanda. Per come sono le situazioni adesso ci guadagna, e ci guadagna pure Icardi. Ci guadagna pure Icardi. Di cambiare aria, perché penso che si sia toccato il fondo adesso, abbia toccato il fondo Icardi, nel senso che fino a un anno fa era l'attaccante indiscusso della nazionale, e il capitano dell'Inter è uno tra gli attaccanti più richiesti nel panorama internazionale. Adesso è quasi nell'anonimato, cioè è brutto dirlo, ma è quasi nell'anonimato.
anche per non colpe non sue. È vero. Invece su un altro tormentone, Pippo, quale sarebbe la scelta maggiormente propedeutica per far sì che Higuaín torni quello di Napoli? Il ritorno a Roma o magari insistere per dimostrare il proprio valore alla Juve? Io penso che Higuaín può far bene solo alla Juve. Lo volevi a Cosenza tu, ricordiamo qualche minuto fa. Ma anche perché è un uomo d'area, possente, uno che si fa spazio, a me piace quel tipo di attaccante, un attaccante che va con tutto il corpo dentro la porta col pallone, quelli sono gli attaccanti che piacciono a me, che non si trovano più, oggi tocco di fino, cosa, la botta non ce l'ha quasi più nessuno. Io penso che l'unica soluzione per lui è quella di tornare a Torino con la Juventus, però... chi lo sa, non lo so, dipende molto da questa situazione, perché pure l'affare Dzeko, Icardi, lo stesso Lukaku, c'è il balletto delle punte che alla fine ti fa trovare in mezzo a sorprese che tu neanche riesci a progettare sulla carta. Mister, fa bene Chiesa a rimanere un altro anno a Firenze? Secondo me sì, secondo me un altro anno di esperienza, anche se è già pronto per una grande squadra, però un altro anno alla Fiorentina farebbe bene. Invece, brevemente Pippo, prima di chiudere perché siamo in chiusura, questo processo di italianizzazione dell'Inter voluto da Marotta e Conte ti convince con Barella, Sensi e potrebbero arrivare nuovi innesti italiani anche con Bastoni, confermato in difesa? Stai parlando con un interista, quindi ti posso dire assolutamente sì, anche per il semplice motivo che l'Inter ha sofferto molto, gli slavi, ha sofferto molto, Icardi ha pagato un prezzo altissimo per questo clan degli slavi che si era creato all'interno dell'Inter, e a mio avviso è il momento di fare aria pulita. Conte è un allenatore con gli attributi e penso che sia stato proprio scelto l'uomo adatto, sperando che non ripeta l'epoca Lippi, penso proprio di no, per fare pulizia soprattutto nello spogliatoio dove ha fatto pagare ai Icardi secondo me un prezzo troppo alto. Siamo in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia, al direttore di nuovacosenza.com e volto di Teleuropa Network Pippo Gatto. Ciao Pippo, grazie ancora. Grazie a voi. E grazie a mister Raffaele Guardia, lo ritroveremo, ma in bocca al lupo per la nuova stagione sportiva, sempre con il marchio Rende cucito addosso. Viva il lupo e grazie per l'invito e faccio i complimenti a Pippo per la sua competenza calcistica. No, perché grazie. Veramente... Mi fai arrossire, mister. Finiamo a baci e abbracci, ma non potrebbe Verità, essere altrimenti. A tempi supplementari estate, ci ritroviamo martedì con una nuova puntata di Qui Mercato. Grazie a voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Una buona notte anche da parte mia. Ciao! Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che ho morso alla mela. Ti cambia la carriera ora. Mordi Eva. E lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento la pelle urlare. Cambiamento sotto una luna nuova. Da una finestra suona la musica che fa. Sento che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me.